Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo sullo Track Simulator. Fioi, Roma-Torino alla tappa di oggi, dobbiamo portare Kerosene a Turin entro sabato alle 8:18. Siamo abbastanza stanchi. La vedo abbastanza dura se non mi riposo, eh. Sta diluviando a Roma, veramente un diluvio infernale. E andiamo ragazzi. Andiamo, ciò che è rosso. Eccola là, sono passato. Già la prima cagata. Già la prima cagata. Eccola là. E si comincia subito bene a regalare soldini così. Molto bene. Bravo Cuba. Paparaparapara. Na 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 na. C'è veramente poca gente in quel di Rome. No, aspetta, per l'orario previsto. Io arrivo sabato a quell'ora, ma vediamo l'orario. Se posso andare a riposarmi. Entro domenica alle 2:15, ok. Allora posso andare a dormire, posso andare a farmi un riposino. Vai. Non c'è nessuno nella capital, dobbiamo portare kerosene di qua e di là. Io sono un camionista sexy, sexy camionista. La strada è mia ragazzi, ora come mi fermo. Ok. Con il nostro volantone ragazzi, purtroppo i live su Aerotrack saranno difficili perché abbiamo visto tutti gli incidenti che faccio e tutti i soldi che perde qua. La Veneziani Trasporti va veramente in rovina. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Andiamo a riposare. Cerchiamo di rispettare i limiti di velocità, perché sennò perdo soldi e lo prendo nel culo. La 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 la. Andiamo a lavorare. Sta piovendo da morir. Sta piovendo da morir. E il Comendone va a Sanremo con questa canzone. Scusate ragazzi, momento di panico totale. Relax, come relax. Ok, voglio guardare l'autostrada, cazzo. Dobbiamo andare a Turin. Dobbiamo andare a Torinus. Dobbiamo imboccare l'autostrada. Ragazzi, oggi è San Valentine. Buon San Valentine a tutti, ragazzi. Buon San Valentine, mi raccomando. Fate un bel regalo alle vostre fidanzate. Anzi due, uno materiale e uno carnale. Oh, non piove più, alleluia. Ok, adesso possiamo pompare, pompa, Cuba, pompa. Cerchiamo di trovare una stazioncina per fare un po' di nanna. Così non andiamo proprio con il buio, perché andare col buio è un po' una rottura di coglioni. Nell'autostrada del pacco, ovviamente. Dicesi autostrada del pacco. Ok, ci fermiamo qua. Frena, porco, frena, porco, frena, porco, frena, porco. Tu sei proprio un porco. Ok, invio. E andiamo a dormire. Ok. Parcheggiamo. Ciao. Ciao. E famo la nanna.
Ok. E di nuovo piove, ma che coglioni, oh. Dici che ho messo pioggia al 30%, che cazzo. Vai. Sono le 9:30 del mattino e diluvio in quel di Roma. Perturbazione cronica a Roma. Ok. Adesso dobbiamo tirare alla grande. Come che era? Come benzina abbiamo 700, no, 800 km ancora di autonomia, perfetto. Adesso possiamo andare, siamo in Umbria, siamo in Umbria. Il cherosene è anche un, insomma, un trasporto eccezionale, nel senso qualcosa di abbastanza pericoloso. La Eni, devo fornire cherosene alla Eni. TNT, Love Dynamo, TNT. Ragazzi, la mia voce, io devo andare a Sanremo. Io devo andare a Sanremo e ci sono qua, ragazzi. Mamma che diluvio, mamma che diluvio. Dovrei andare anche a fare benza, però, eh. Devo fare benzina, devo fare benzina, devo fare benza. E niente, sono il cume canterino oggi, fio, e mi sento così perché Sanremo mi ha contagiato, perché Sanremo è Sanremo. Comunque i live hanno un fascino, una bellezza che va al di là di tutto, ragazzi. Cioè, poter parlare così, rispondere dal vivo, vaneggiare proprio così in direttissima, è una cosa strepitosa proprio. Attento, come, mamma mia, la strada più stretta del mondo. Chi è sto bambino mongolo? Qua, chi è? Ciao bambino mongolo, ciao. Che figo. Che camioncino è? Dai però, vecchio. Tira, cazzo. Mancano 77 km. Sarà una cosa di giocattoli. Ciao porco. Direzione Turin, Turin. Sto cercando di fare tappe italiane perché vorrei prima, diciamo, fare tutta l'Italia e poi concentrarmi anche sull'Europa piano piano, così da scoprire la mappa piano piano e fare le cose migliori rispetto all'altra volta, insomma, alla Venezia nei trasporti parte 1 praticamente. Tinto Cume, 54 km e siamo arrivati nella Torino, nella bella Torino, che se a me non mi ha esaltato come città. Pop pop. Siamo a Torino Centro. Ci devo andare anche a fare un po' di benzina. Facciamo adesso così poi siamo a posto, tanto siamo in anticipo regolare. Ecco, qua c'è solo per dormire, cioè, ma che attrota detta mamma. Ok. 226 km di autonomia, oh. Devo farla e appena trovo Cosa ho fatto? Non mi sono neanche accorto! Ma che cazzo sta di? 1% di danno, 0 carico. Ma che cazzo ho tamponato, fio? No, fio, non è che mi rendo conto che tampono. Ah, bene, c'ho tutto rego. Tutto rego, me ne frego. Tutto rego, me ne frego. Superato il limite. Pazzesco. Che... No, Dio. Ma che cazzo, me l'ho perso 2000 euro così. 1% e 0. Ma che cazzo sto facendo? No, fioi. Panico, paura. Ma vaffanculo, va. Dai. Ma ti fa davvero?
Ah, oh. Ma il fa davvero? Dai! Guarda, mi suonano. Guarda sto reccio. Piano. Guarda sto cretino che si sta facendo le pippe. Ciao. Mamma mia che lo sto combinando. Ecco. Sto perdendo soldi a raffica perché è un coglione. È rimasto fermo a farsi le pippe. Pazzesco. 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 Guarda questo. Ecco, vai, altri soldi. Vara, va, Vardio, vara. Dai, entra. Entra, ti prego. Guarda quanti soldi ho perso perché sto qua. Va, Vardio, ancora fermo, Vardio, Vardio, Vardio. Ancora fermo sta merda. Cosa ha combinato quello là? Bravo, bravo. 1% e 1%. Non ho parole, solo a me capitano. Andate a fanculo, vignottoni. Ma dai, ma sto qua fermo con la cosa gialla. Che cazzo aveva una minchiata gialla. Canarino sta fermo là a farsi fare le pippe da quello che gli dà il biglietto della cosa. Vedi, ma dove cazzo siamo finiti, fioi? Incredibile. It's incredible, come. It's incredible. Guarda, ho perso 3.000 euro così ho perso, perché sti deficienti pezzi della minchia, proprio scusate, per queste terminologie poco eleganti. Doveva star là, no? Porca puttana, va. Porca mignotta. Mamma mia. Spacco tutto, spacco. No! Ah mia, spargi culo qua, cos'è? 1-1 sempre, manco male. E niente, grandissima avventura al casello di Torino, veramente, qualcosa di indegno, qualcosa di indegno. Ecco, se c'ho il semaforo rosso. Pazzesco, no? Veramente grottesco. È tutto così grottesco. Dai, muovite. Dai, 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 frociazzi, dai. Andiamo a portare sto cherosene che è veramente una cosa veramente che non ho parole, fio. I do not parole proprio. Cioè, avere un casello rimbambito con sto qua che stava fermo, come mai è successo in vita mia? Se non neanche questo è Hero Truck Comendone, fio. Hero Truck Come. Vai. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Abbiamo esplorato anche la Torino, la dolce Torino. Stop. Stop. Coi Rolling Stone. Dove minchia devo andare? Aspetta. No, qua c'è il centro Iveco. Devo andare di là. Ancora rosso, madonna, madonna, la madonna. Devo fare anche benzina. Devo fare benzina. Devo fare benzina. Sicuramente non vado a fare manovra, ragazzi, perché veramente ho i coglioni pieni. Dopo quello che è successo. Ecco, sbaglio anche strada.
cazzo sono andato? Vai. Ecco. Mamma mia, poi come cavo anche le scale qua. Vai, stronzone. Vai, stronzone. Vai, stronzone. Ok. E minchioni siamo arrivati. Che sporco da coglione. Proviamo a fare proprio manovra solo per avere i bonus un attimo. E se non va... Se non va, pazienza. Non sembrerebbe proprio impossibile. Vai. Prova a entrare come. 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 Godo. Godo, yes! Ottimo lavoro. Mamma mia, quanto ho perso però in quel casello. Buono. Oh, siamo quasi al livello 8, raga. Un saluto del comandone veneziano. Prossima tappa penso sempre italiana. E vaffanculo al casello di Torino. Ciao!